mi permetto di osservare che il modo di comunicare che vedo attuato da parte di chi ha scelto di uscire dal monastero non mi sembra disarmato e disarmante. Affronta subito la questione più spinosa il vescovo Riccardo Battocchio, insediato nella diocesi di Vittorio Veneto da poco più di una settimana, nel suo primo incontro con la stampa. Dopo aver dichiarato la non competenza giuridica diretta della sua diocesi sul monastero di San Giacomo di Veglia, ha però espresso lunghi pareri sulla vicenda delle monache fuggite il giorno di Pasquetta. E dopo aver dichiarato di non giudicare le scelte personali e di non aver gradito la loro modalità comunicativa, ha aggiunto altri dettagli. L'ordine cistercense e il dicastero, dove il dicastero oggi ha la competenza diretta, non hanno mai voluto chiudere il monastero. Questo è stato assicurato. Svela poi un altro elemento che fino a questo momento non si conosceva. So che a Suor Aline, alla Sabadessa, era stato chiesto di andare temporaneamente in un altro monastero per un'esperienza ulteriore di vita monastica in un'altra comunità per approfondire anche la sua formazione, come è normale che accada. Non era una punizione, era un'offerta di aiuto, di accompagnamento, di studio rivolta a lei personalmente. Quanto alle sorelle fuggite o allontanate, il colpo di scena è che le 4 che avevano scritto la prima lettera di protesta contro Madre Aline saranno reintegrate. In passato recente sono state allontanate 4 sorelle che, a quello che mi si dice, torneranno in tempi abbastanza brevi in monastero. Il vescovo si è comunque detto disponibile ad un incontro con entrambe le parti, nello spirito del padre accogliente. Dopo essersi dichiarato un vescovo principiante, nel senso che deve apprendere tutto del suo nuovo incarico, ha elogiato la bellezza del territorio, ricchissima di vigne, e lanciato le linee programmatiche anche verso i giovani turbolenti che non devono essere lasciati indietro e a cui vanno dati spazi di espressione.